e bocce e baie da Burea era fatte sempre con i legni sempre di socca, diciamo, da socca, perché a socca no? A socca non si sbrega mai, sennò salta via. E poi essa tanti legni, che sia noguera e fea qua, socca è noguera, socca di segar, di stroppa però, di stroppare, no segar, non so se sente la differenza. Sì, stroppare quel piegare ecco, con là perché le piga iso, adesso dico le parole nostre, perché non so di in Veneto, in italiano, in dialetto, si vede. Piga iso, no, ora piga iso che è, manco a salta e dopo gli fa boia. Appena fatte gli fa boia e dopo mettete dentro al quarto all'ombria, il cane va sotto le botte, a terra, che la carne è fatta di terra, io le mettevo là il fresco sotto le botte. L'esperto che mi diceva prima che faceva il baile, chi era qua l'esperto? L'esperto qua era qui che aveva qualche tonio vecchio del legno, che il tonio per fare. Non era facile fare il baile. Non era vuoi dire un tecnico particolare, un falegname? No, gli fa un po' tutti. Allora dopo gli direi accanto qua raspa, perché quando ti metti sul tornio la baia mi fa tutta palla. Fa mese e mese, dopo ti direi a mano qua raspa. Era un lavoro? Era un lavoro fare una baia. Che aveva compresso? Era una sigla? E una volta ho saputo che era a casa d'inverno, fea, uscita sotto il barco, era qui ingegnere, uscita a farla. E anche di oppio, anche sopra di oppio, perché l'oppio è un legno molto leggero, però che tiene, resistente l'oppio. Sempre di socca, perché a socca è sempre inturcata. Insomma, legno non è liso cucita come natura, se è una natura lisa cucita, no? Ma è tirata altre volte, pangas, è vero? Perché è forte è bata intera, ti ha buttato altre volte, ti col peso, tan, verde. E ora gli fa boia, perché anche fanno le boia e diventa piga ancora. E legno, e se, come si dice, e se atrofisea meglio. Sì, la piga, sobogliva come. E se sopuia come la santa. Sì. E anche i soni gli fa boia. Anche i soni? Anche i soni gli fa boia, perché i soni a quella si via tutti. I soni ecco che paga chi c'è. Di che legno sono i soni, di solito ora? Non so dire, penso che siano erano o di oppio. Quella era il legno per acqua. L'oppio che sa che l'oppio le lancero campestre e invece a differenza dei baie, perché tanti dicono no, era fatta di legno santo, no? A Baia Burea non era fatta di legno santo. Legno santo cosa sarebbe? Il legno santo è la gestroemia. La gestroemia è quella che fa l'alberetto che impianta due strade, che è l'omaggio che fa tutti i fioretti. È un legno no, per fare una baia che poi 100 anni perché è un tronco cosita. La gestroemia seria il legno santo, quello che ha fatto la leggenda, diciamo, che ha fatto a favore del Signore, e ha fatto il legno santo, è molto pesante. E la gestroemia gli fa, però gli fa per giocare. E poi c'è proprio, perché sennò si spacchia buttando in Burea, perché è talmente duro, il legno santo è duro, ma duro. E ora prima, perché dopo gli ha fatto che viene fuori tutte quante plastiche, tutte che robe si fa in plastica e bocce per giocare. Sino prima gli ha fatto in legno, con legno santo. Quella è la differenza, perché ho dei tanti dicono sì, e vai a Burea e fa con legno santo, no, non è niente vero, legno santo.